Allora ragazzi, vediamo questo bel brano di Pino Daniele. Chi mi conosce sa che faccio tuttora di Pino da anni, da sempre. E grazie a questi il mio canale è arrivato a 5 milioni di visualizzazioni, quindi grazie. E Pino Daniele è stato per me, vabbè, oltre che un maestro di chitarra, ma tutta la mia vita. Allora, vabbè, ora bando ai sentimentalismi, altrimenti metto a piangere. Allora, questo brano è un po' difficile, non si capisce bene alcune parti, secondo me usa qualche corda accordata un semitono sopra, insomma non so, però proviamo a farla. Ovviamente non è per principianti, è un brano difficile, quindi insomma non ditemi la fai più semplice così, no, Pino Daniele è difficile, quindi o sai suonare la chitarra oppure è utile, perché alcuni brani sono difficili. Allora, vediamo questo arpeggio, lui lo fa in diversi modi, prima, dopo. Allora, ho le cuffie perché poi devo sentire delle parti, quindi vediamo l'intro. Innanzitutto c'è il capotasto sul primo e poi magari non so se lui forse si accorda la chitarra, si accorda la chitarra in un altro modo, insomma vabbè, comunque io quello che sento faccio. Quindi capotasto sul primo, allora corda a vuoto e poi col mignolo io prendo il sesto tasto, sarebbero due corde uguali. Quindi corda a vuoto e poi sul sesto tasto seconda. E poi c'è una scala. Quindi il do diesis sarebbe con la capotasto nel re, prendiamolo col 2 per fare poi l'1 qua. Quindi ok? E poi fa quinta corda a vuoto, quarta corda terzo, terza corda quinto e l'ultimo do vuoto, che sarebbe col capotasto. Quindi fate così come volete. Prima parte è già bella tosta. Seconda è uguale fin qua, Mi maggiore e fa l'arpeggio sulle le ultime 4 corde. Poi sposta secondo e terzo dito. Nella prima parte fa così. Invece poi nelle altre strofe sposta tutto. Rivediamolo, Quindi eravamo qui. Quindi sposta secondo e terzo di due tasti e poi proviamo a farlo da capo lentamente. Quindi la strofa gioca su questi accordi. Sarebbe un La con la nona e un Mi, che a volte fa Mi, a volte fa un Mi minor 7. Okay. Quindi da capo camminerò. Qua fa andata e ritorno. A volte mette il Mi, a volte minor 7.
Yes, oppure quello classico aperto. Na 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 na. Ecco, qui metti il major 7. Attenti che non è Mi, non mette lì, non sposta l'indice, ma solo questi due, quindi il basso sempre Mi. Ritornello. Na 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 la con la nona, col Si. Fa Dies. Oppure facciamo na 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 na. In realtà lui fa così na 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 na. Metti il basso, era buon. Na 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 na. Ripetiamo na 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 na. Scusate, scordata, ma ho capito le corde. Ci siamo? Ripetiamo. Che poi la melodia nell'intro la chitarra non la fa come lo canta dopo, perché la melodia del cantato fa ta 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 ta, invece la chitarra fa ta 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 ta. Vabbè. Simulare infelici. No, scherzavo, quello. Vabbè, divagazioni. Ragazzi, se avete problemi fatemi sapere.